Parola quindi a Mimmo Vita, direttore dell'ufficio comunicazione stampa di Agricoltura, per la moderazione. Grazie, buongiorno a tutti, benvenuti. Non è che io devo dire molte cose, semplicemente introduco questo un piccolo incontro di presentazione di questa terza Fiera e Festival delle Foreste, che è una scommessa che è partita appunto 3-4 anni fa, anzi 4 anni fa, poi dopo abbiamo cominciato dico cominciato perché faccio parte anch'io, nel senso di questa grande giostra, ecco, importante per il settore forestale. Mancava una fiera delle foreste e un festival soprattutto mancava delle foreste. Ci sono festival dappertutto in questi giorni a Trieste, per esempio, visto che abbiamo gli amici del Friuli collegati con noi, c'è il Festival del giornalismo, c'è questo gran fiorire appunto di momenti di approfondimento sulle tematiche, quindi mancava un festival delle foreste, quindi è importante che sia stata introdotta anche questa novità, ma soprattutto è importante che avvenga nel Bellunese, a Longarone, in questa bella realtà della Fiera di Longarone. Quindi Veneto Agricoltura su questo ha partecipato, ma non sono cose che devo dire io, semplicemente prendo ancora un attimo di tempo per aspettare se c'è qualche ritardatario. Comunque oggi vediamo allora comincia questa nuova avventura e quindi visto che siamo in casa provincia di Belluno, noi abbiamo il piacere di avere il presidente della provincia di Belluno, Roberto Padrin, e allora siccome è anche un collega giornalista, Roberto, a te la parola. Grazie Mimmo e buongiorno a tutti. Da parte mia un semplicissimo saluto e un ringraziamento soprattutto. Un ringraziamento a Longarone Fiere e a Veneto Agricoltura in particolare, che sono riusciti a mettere in piedi un evento in un momento così delicato e difficile per il nostro paese e per il nostro anche territorio, e nonostante le grandi difficoltà, con grande entusiasmo e passione sono riusciti a mettere in piedi un evento che per la prima volta verrà organizzato fuori dall'ambito della nostra fiera, ma nella splendido Cansiglio, e che vede una partecipazione di tantissime realtà, istituzioni ed enti come non mai. E quindi penso che questo sia il grande merito che va a chi da 3 anni ci crede in questa manifestazione, una manifestazione che è cresciuta nel tempo, ma che vuole lanciare dei messaggi precisi in un momento anche particolare del nostro bosco. È chiaro che è un evento nazionale che noi cerchiamo di ovviamente anche analizzare dal nostro punto di vista. Il tutto è nato dopo la tempesta Vaia. Questa manifestazione è nata proprio per cercare di dare degli spunti di riflessione, ma soprattutto di fare dei ragionamenti su quello che è il futuro delle foreste del nostro bosco. Bosco che io alcune settimane fa sono stato a Gosaldo, sta in una situazione non facile, perché il bostrico lo sta pian piano mangiando, e questo è un problema che era previsto, perché lo sapevamo già all'indomani di Vaia che sarebbe stato difficile riuscire ad arginare questo con le migliaia di piante che sono cadute al suolo. Però un ragionamento anche su come trasformare il nostro bosco, le nostre foreste, cosa fare, penso che saranno alcuni degli spunti che emergeranno da queste 3+3 giornate che il Festival delle Foreste realizza. Quindi da parte mia veramente un grazie di cuore al presidente della fiera e a tutto il suo CDA, ma al direttore di Veneto Agricoltura Nicola Dell'Acqua, a tutti i suoi collaboratori, e ripeto anche alla Regione Veneto e Regione Friuli Venezia Giulia, che hanno deciso di compartecipare. Sarà un evento che mi auguro possa lasciare un segno preciso e possa lanciare dei messaggi che il nostro territorio ha bisogno di recepire. Grazie a tutti, buona conferenza stampa, ma soprattutto buona fiera. Bene, allora evviva, nel senso che diamo di fatto, come posso dire, già il là a questa bella manifestazione, quindi
perché no, sentiamo ovviamente le difficoltà, ma anche le soddisfazioni del presidente di Longarone Fiere Dolomiti, quindi Gianangelo Bellati. Grazie mille Mimmo. Intanto ringrazio subito il presidente della provincia perché è stato sempre di grandissimo aiuto in tutte le attività organizzative che durano ormai da circa un anno. Devo dire che ci sono due elementi di grande soddisfazione in particolare che sono prima di tutto quello che è la terza edizione. È la terza edizione nonostante, voi lo sapete meglio di me, tutto quello che è avvenuto appunto con Covid, quindi per noi è un elemento di grande soddisfazione il fatto di essere arrivati a questa terza edizione. La seconda ragione di grande soddisfazione è il fatto che se voi guardate il materiale, lo dico in particolar modo ai giornalisti, se voi guardate tutto il materiale, bene, voi vedete che i co-organizzatori sono tantissimi. Evidentemente c'è prima di tutto Veneto Agricoltura perché questa edizione per noi è pilota, nel senso che noi trasferiamo il nostro personale, la nostra capacità organizzativa come fiera nel Cansiglio. E allora voi vi rendete conto che per una fiera che ha organizzato quasi esclusivamente eventi nell'area di Longarone, presso i propri immobili. Questa è una grande sfida, ma è una sfida che affrontiamo appunto insieme con Veneto Agricoltura, che è partner principale in questa attività. Poi la soddisfazione appunto è quella del gioco di squadra, perché se voi guardate quelli che sono i partner, non posso neanche elencarli tutti, ci sono tutti i soci della fiera, e quindi le associazioni di categoria, ognuno contribuisce in un modo e questo è un aspetto fondamentale. Poi partner esterni, intanto abbiamo consolidato, e di questo sono molto felice, la collaborazione col Friuli Venezia Giulia. Ricordiamo che Cansiglio parzialmente in territorio del Friuli Venezia Giulia, questo è un modo per incontrare queste due realtà, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Ricordiamo anche che poi noi abbiamo comprato come fiera il logo, il marchio Boster Nord-Est, che è un tema che interessa molto anche la regione Friuli Venezia Giulia. Vedremo l'anno prossimo quali novità, quali caratteristiche potremo dare a questa avventura di Boster Nord-Est, di cui parlerà dopo Gianluigi Pirrera, che lo sta seguendo in prima persona. Ma poi devo ricordare, oltre agli enti che ha già sottolineato il presidente Padrin, devo ricordare anche l'internazionalità della manifestazione. Noi abbiamo come sostenitori il Parlamento europeo, con in particolar modo l'ufficio di rappresentanza di Roma, la Commissione europea con i due uffici di rappresentanza, quello di Milano e di Roma, che saranno presenti. E quindi saranno anche presenti finalmente in presenza e non solo online. E abbiamo il Ministero delle Risorse Agricole con la dottoressa Alessandra Stefani, che ha sempre creduto in questa importante manifestazione. E poi abbiamo alcuni paesi, abbiamo fra i più vicini la Croazia con una sua l'Istria, una sua rappresentanza, abbiamo un progetto europeo che coinvolge l'area Bulgaria, Romania, Austria e tutti i paesi limitrofi. Abbiamo poi addirittura paesi extra UE come il Messico, che sarà presente con il proprio ambasciatore, il Costa Rica, anche l'ambasciatore del Messico in questo caso sarà in presenza, quindi abbiamo una fiera che sta diventando sempre più internazionale, quindi anche questo è un ulteriore elemento di soddisfazione. Devo dire che c'è poi una parte, diciamo, legata al mondo dell'agricoltura e delle foreste che è stata affrontata in maniera veramente molto importante dal professor Cavalli con l'Università di Padova, da Veneto Agricoltura con Giustino Mezzalira, poi abbiamo avuto sempre Veneto Agricoltura il qui presente Mimmo Vita, ma anche devo ringraziare il direttore Nicola Dell'Acqua perché appena arrivato in Veneto Agricoltura ha creduto in questo importante evento. L'evento si svolgerà fra la sede di Veneto Agricoltura che c'è sulla strada asfaltata di collegamento che passa per il Cansiglio, arriverà fino in alto, fino all'hangar, appunto l'ex base missilistica, e fuori dell'hangar ci sarà un grande tendone
un grande tendone che copre tutto il piazzale e nel quale ci saranno tantissimi stand, ma questi continueranno anche con dei gazebo che appunto collegheranno l'hangar con poi la strada, appunto la sede di Veneto Agricoltura sulla strada in basso del Cansiglio. Quindi ci saranno molte imprese, ci saranno molti enti. Un ulteriore elemento che voglio sottolineare è che noi presenteremo il progetto Life VAIA che è appena stato approvato, di cui la Fiera è partner con Veneto Agricoltura, che è un progetto molto importante LIFE della Commissione Europea e che parlerà appunto, approfondirà tutto ciò che si può fare nelle aree che sono state devastate dalla tempesta Vaia, ma che ha anche una finalità generale, come diceva il Presidente Padrin, per il futuro, cosa fare di certe aree, che cosa impiantare come vegetazione. E poi abbiamo anche la presentazione dell'ufficio Europe Direct, l'ufficio che abbiamo vinto grazie alla guida del GAL di Borgo Valbelluna, con tanti altri partner che saranno presenti, l'ufficio Europe Direct, che è ufficio della Commissione del Parlamento Europeo, ed è anche per questo che c'è questa presenza importante dell'Unione Europea durante questo incontro, e verrà presentato anche i servizi che questo ente propone. Verrà fatta anche nell'ambito dell'evento, e qui cerco di chiudere perché sono tantissime le iniziative, ma ne parleranno dopo gli altri, ci sarà anche una conferenza sul futuro dell'Unione Europea. Sottolineo questo aspetto che è molto importante. Noi raccoglieremo tutte le proposte, tutti i dati, tutti gli inviti che verranno e anche le idee che verranno proposte durante tutti i convegni, e diventeranno contenuti per una proposta concreta nell'ambito dell'ambiente, perché questa è Fiera Foreste, quindi le foreste sono per noi un elemento fondamentale nell'ambito delle politiche ambientali del Green Deal, e diventeranno delle proposte concrete in questa iniziativa che sollecito tutti ad andare a guardare cliccando appunto sulla conferenza sul futuro dell'Europa. Sono delle iniziative che sono promosse dalla Commissione Europea proprio per cercare di avvicinare sempre di più i cittadini e le imprese e le istituzioni all'Europa, e quindi per ridurre quel gap a volte di comprensione o di democrazia che c'è fra il territorio. Ma voi capite che possono diventare le nostre proposte delle proposte che possono essere fatte proprie sia dalla Commissione Europea, che è organo motore delle istituzioni per la proposta di nuove norme o di regolamenti o di direttive, o dal Parlamento Europeo, che sarà a sua volta rappresentato anche da eurodeputati. Ecco, io da dire c'è ancora molto, ma lascio lo spazio adesso agli altri, perché dopo ci saranno anche le domande. Grazie a tutti per l'aiuto. Grazie al Presidente Bellati, e anche complimenti anche per la sintesi, perché siamo in una conferenza stampa, quindi cerchiamo anche di essere appunto veloci e sintetici. È stata nominata Veneto Agricoltura, e quindi abbiamo il direttore Nicola Dell'Acqua, al quale non è che rivolgo una domanda, però ricordo che lui è qui da gennaio, e quindi già da inizi dell'anno si è inventato un sacco di cose. Peraltro poi diremo anche una novità che c'è legata appunto al Fiera Festival delle Foreste, perché diciamo ha un prolungamento sul secondo weekend. Ma prego, direttore. Sì, buongiorno a tutti, spero mi sentiate. Certo. Vi ringrazio, saluto il Presidente, l'amico Padrin, e il Presidente della Fiera Bellati, e tutti i partecipanti. 3 o 4 cose velocissime, andiamo subito al punto. La prima è che la mia presenza è a testimonianza del fatto che la Regione Veneto, come la Regione Veneto, creda nelle attività fieristiche e di settore specifiche. Riteniamo infatti come Regione che dopo, o comunque durante, perché non possiamo parlare di finito il problema Covid, ma anche durante questa che noi chiamiamo terza guerra mondiale, riteniamo che il settore fieristico debba essere motore di ripresa dell'economia sotto tanti aspetti, anche se è pur vero che il settore agricolo è quello che forse in alcuni suoi aspetti è stato colpito in maniera minore. Ci sono settori anche nell'agricoltura, faccio ad esempio l'agroturistico, che invece insomma, hanno subito forti contraccolpi. Ecco, le fiere, queste manifestazioni sono viste dalla Regione Veneto come una possibile ripresa.
ricominciamo gli scambi commerciali, facciamo vedere i nostri prodotti, cominciamo a lavorare anche in questi settori. Un altro aspetto è più permettetemi, specifico per il settore della filiera del legno, è che la Regione Veneto, Veneto Agricoltura, si è reso conto di quanto manchi coordinamento forse all'interno della filiera. Tanti attori, tanti piccoli attori che sono stati travolti purtroppo anche con vaia, l'abbiamo visto, da grandi potenze, l'Austria in questo caso, la Cina e così via, che hanno in qualche modo sopperito alla mancanza di una filiera che invece deve essere assolutamente recuperata. E la fiera spero sia un momento di riflessione su come la Regione Veneto, il sistema paese, possa in qualche modo essere d'aiuto a questo settore, perché insomma Vaia ha fatto vedere tutte le debolezze di questo settore. Tutto questo materiale che si è trovato in un momento insomma sul mercato ha fatto sì che gran parte di questo materiale venisse portato fuori dal nostro paese, lavorato e riportato all'interno del nostro paese, lavorato, e quindi abbiamo perso un pezzo di filiera. In questo Veneto Agricoltura, la Regione Veneto, anzi la Regione Veneto ha chiesto a Veneto Agricoltura di instaurare dei tavoli tematici. Uno di questi si terrà anche in queste 2 settimane di fiera, dove si possa ricominciare a discutere di cosa manca nella filiera del legno e quali sono i settori da rinforzare. Un altro aspetto, e direi che la localizzazione nel Consiglio la dice lunga, un altro aspetto che Veneto Agricoltura e la Regione ritengono molto importante è il fare strategia con le altre regioni. Il fatto del Consiglio, la vicinanza con il Friuli, è chiaramente anche uno sguardo a facciamo sistema con le altre regioni. Mi piace che ci siano i colleghi del Friuli con cui, anche con il settore agricoltura del Friuli, il Veneto tanti discorsi sta facendo. Probabilmente, soprattutto per filiere così deboli, il sistema triveneto potrebbe rispondere molto meglio del sistema veneto, del sistema friulano, del sistema delle province autonome da solo. Quindi ben venga questa sinergia. Ultimo punto, e poi mi taccio, è la seconda settimana che faremo. Sapete tutti, è inutile che lo dica, che il Consiglio riveste un ruolo storico-culturale fondamentale per la Repubblica di Venezia, per i suoi 1600 anni, e quindi abbiamo pensato di allungare in qualche modo questo evento e dare un pochettino più di importanza anche all'aspetto culturale. E questa è una cosa un pochettino specifica del Consiglio, un pochettino specifica del Veneto, però insomma quando si parla di Venezia penso che limitarla al Veneto sia assolutamente riduttivo. Venezia è una città mondiale, quindi insomma, e quindi festeggiare in qualche modo e riportare l'attenzione sul fatto che la Repubblica Veneziana si basava fondamentalmente sulle foreste della Pedemontana Veneta e soprattutto su quelle del Consiglio, secondo noi è stata una cosa assolutamente fondamentale da fare. Bene, mi taccio, passo la parola agli altri e ringrazio tutti della presenza. Buona giornata. Grazie al direttore di Veneto Agricoltura Nicola Dell'Acqua. Siccome non è stato mai detto ancora, volevo solo ricordare a tutti le date, non le abbiamo dette. Allora, la Fiera Festival delle Foreste si terrà fra 2 settimane, quindi diciamo il lungo fine settimana dal venerdì 10 fino a domenica 12 settembre, appunto in Consiglio, mentre invece questo secondo evento di cui ha parlato il direttore dell'Acqua, cioè diciamo Venezia 1600 e la gestione sostenibile della foresta del Consiglio, si terrà il fine settimana successivo 18 e 19 settembre. Ora è stato detto che questi eventi sono fatti peraltro su un territorio che è interregionale, cioè quello del Consiglio, quindi mi fa piacere presentarvi Rinaldo Comino, che conosco da tanti anni peraltro, e quindi grande forestale, direttore del servizio foreste e corpo forestale del Friuli Venezia Giulia. Prego Rinaldo. Intanto buongiorno a tutti, ringrazio tutti gli amici veneti di questa
della continuazione di questo sodalizio, come dire, tra Friuli, Venezia Giulia e Veneto. Vedo anche molte persone, diciamo così, che non vedevo da tempo, saluto tutti. Ma noi stiamo facendo un grande lavoro di rilancio della filiera, del comparto. Con me in ascolto c'è il dottor Piemonte del cluster del sistema legno arredo casa, con cui, mettendo insieme foreste, harvesting e manifatturiero, quindi trasformazione, si ragiona in modo integrato. Per noi questa qui è un'operazione assolutamente centrale. Io vi sto in questo momento peraltro parlando dalla nostra scuola forestale di Paluzza, con i collaboratori qui presenti. Stiamo anche lavorando per rilanciare l'attività della formazione, dell'aggiornamento professionale, una struttura splendida che è qua su a Paluzza, perché questo è uno dei tasselli che serve per portare sia la competenza, la conoscenza, ma anche una corretta comunicazione, ed è anche questo un po' il senso e la volontà di partecipare anche nel circuito peraltro dell'ANARF, il significato e la valenza che ha la gestione forestale nei nostri territori. È ancora un percorso lungo, ma ci sono tanti elementi, come dire, positivi, a cominciare dal supporto che ci viene anche dato se parliamo sempre di pubblica amministrazione, dal livello centrale, dalla Direzione Generale delle Foreste con la dottoressa Stefani, in cui si sta facendo un lavoro enorme, ma sappiamo che ancora la strada da percorrere per fare in modo che questo comparto forestale, e io dico sempre, chi mi conosce, del legno, se parliamo di legno parliamo di foreste, non sempre necessariamente avviene il contrario, è bene che questa cosa qua diventi come dire, un patrimonio comune soprattutto nella società civile, tra gli addetti del settore. Si è tutti consapevoli del fatto che l'innovazione, il cambiamento sono necessari, pur sempre naturalmente anche nel conservare, non dico tanto solo le tradizioni, ma anche un certo approccio che a sud delle Alpi deve essere sempre improntato anche, come dire, a una maggiore sensibilità circa la complessità che hanno i nostri ambienti rispetto a quelle magari per certi versi un po' più semplici che abbiamo a nord. Però a nord, parlo a nord delle Alpi, da questo sistema dobbiamo acquisire quella immediatezza, quella concretezza, quella velocità nel procedere e nel considerare il patrimonio forestale come un patrimonio, come dire, fondamentale per lo sviluppo delle popolazioni montane, garantire chiunque viene che qui si fanno le cose fatte bene, non solo per sentito dire o perché lo dico io, ma perché magari ci si certifica e si lascia traccia di quello che si sta facendo, ma nella consapevolezza che se noi in modo corretto, sostenibile, tracciato, utilizziamo bene il nostro patrimonio forestale, in realtà facciamo un beneficio lungo tutto diciamo, tutto il percorso, come dire, o meglio ancora, raggiungiamo obiettivi multipli per la programmazione di qualsiasi ente territoriale e regionale, perché andiamo a fare sviluppo economico, andiamo a dare un sostegno e un conforto, una valenza a tutti gli sforzi che si fanno nella progettualità per le aree interne e, come sappiamo bene, lavorando in modo diligente e corretto in area montana, in realtà facciamo il migliore investimento per la messa in sicurezza poi di tutte le aree di pianura. Le sfide sono tante, anche sulle quali su molte di queste magari non abbiamo ancora tutti gli strumenti, a cominciare da quello che viene avanti con il cambiamento climatico, l'impatto, eccetera. Però questo modo di lavorare, per esempio, comune tra noi e il Veneto è fondamentale, perché insomma sembrerebbe ovvio, ma è ovvio non è. Siamo territori, diciamo, che hanno le rispettive amministrazioni, ma il bosco non ha confini amministrativi, l'unità, diciamo, ambientale è quella, quindi se questo può servire anche per lavorare al meglio con gli amici trentino, altoatesini, carinziani, gli sloveni e tutti quelli che sono in questo contesto, è ancora meglio. Niente, io ringrazio, diciamo così, della continuità che diamo a queste iniziative. Direi che l'auspicio è anche quello poi di andare a aumentare l'intensità di questi sforzi con le università e con tutti gli altri soggetti che qui lavorano e con tutto il mondo delle imprese, perché se c'è imprese in montagna e giù la filiera, tutto questo che stiamo facendo ha un senso, diversamente chiaramente sarebbe soltanto un costo.
Vi ringrazio e passo subito la parola per il seguito della conferenza stampa. Grazie a Rinaldo Comino, ricordo direttore del Servizio Foreste e Corpo Forestale del Friuli Venezia Giulia. Buona giornata anche a te, ma lui ha fatto 2 riferimenti adesso veloci, quindi do una spiegazione. Ha nominato l'ANARF, e l'ANARF è l'Associazione Nazionale delle Attività Regionali Forestali, per noi che la conosciamo da tanti anni, gloriosa istituzione, vedo che annuisce Rinaldo. Ecco, ANARF comunque è ancora viva e presente e farà delle iniziative importanti proprio al festival, alla Fiera Festival delle Foreste, in questo fine settimana di cui stiamo parlando adesso. L'altra cosa, ha parlato della collaborazione con l'università e quindi mi fa piacere di dare la parola al professor Raffaele Cavalli, che è il presidente del Comitato Tecnico Scientifico appunto di Fiera e Festival delle Foreste, così insieme con Rinaldo ci dà la cifra, ecco, tecnica, scientifica di questa iniziativa. Prego, professore. Grazie Mimmo, grazie. Riattivo il video perché ho una linea poco felice stamattina, non importa. Tutto Scusa Raffaele, forse siccome ti sentiamo male, con estrema disponibilità, perché scusa? No, siccome ti sentiamo un po' a scatti, forse è meglio che tieni il video spento e così. Sì, ecco adesso forse, grazie. Stavo dicendo che ho accettato con estremo interesse e disponibilità proprio perché credo fortemente che su questi momenti, chiamiamoli fieristici in linea generale, ma per il fatto che hanno un notevole impatto su quello che è l'intero settore che ruota attorno alle foreste, da quello più, chiamiamolo politico, a quello più pratico. E mi corre l'obbligo anche adesso di ringraziare i componenti del Comitato Tecnico Scientifico per l'impegno che hanno profuso in un'attività organizzativa complessa. Ecco, voglio dire che c'è stata una complessità importante nell'organizzare il palinsesto di questa manifestazione, una complessità che deriva in particolare dal numero e dalla tipologia delle proposte che ci sono arrivate per attivare iniziative nell'ambito dei 3 giorni della manifestazione. Sostengo questo concetto di complessità con alcuni numeri. Abbiamo 24 enti e organizzazioni operanti a livello nazionale e regionale, Regione del Veneto e Regione Friuli Venezia Giulia, attive principalmente nel settore della foresta e della filiera foresta-legno. Li abbiamo coordinati in 4 macro aree, ricerca, sperimentazione, formazione, divulgazione e cultura. Ecco, per quanto riguarda le attività inerenti alla ricerca e sperimentazione, il dottor Bellati accennava prima al progetto Life VAIA, saranno presentati 6 progetti di ricerca a finanziamento regionale, nazionale ed europeo e anche dell'attività di ricerca in termini di foreste, quella che è coordinata dall'Università di Padova. Quindi vedete il palcoscenico sul quale si calano queste importanti informazioni. Per quanto riguarda la formazione, sono 13 le differenti iniziative che hanno approcci sia di tipo teorico sia pratico, destinate a professionisti e tecnici del settore. Quindi questa ricaduta, questa complessità che si dipana verso varie tipologie di beneficiari. Poi una forte attività di divulgazione con 17 iniziative rivolte sia ad addetti ai lavori sia al grande pubblico, con un occhio particolare ai giovani. Ed infine la macro area cultura con tutta una serie di eventi che spaziano dalla musica alla saggistica alla scultura, tutti eventi che sono collegati tra loro da espliciti riferimenti al bosco e al legno. Quindi, in sintesi, si tratta di, secondo me, di un palinsesto di eventi che costituisce l'asse portante della Fiera e Festival delle Foreste. E in questo modo questo evento può oltrepassare la dimensione del semplice salone espositivo di nicchia e invece aspirare a diventare un vero e proprio punto di riferimento per tutti coloro che sono interessati al settore forestale del nord-est d'Italia, se non all'intera Italia settentrionale, andando sostanzialmente ad alimentare
quella cultura forestale che è fondamentale per poter portare avanti poi l'evoluzione del nostro settore. Grazie. Grazie allora a Raffaele Cavalli, al professor Cavalli, sempre molto preciso e attento, grazie di averci dato appunto la cifra tecnica e anche di come tutto sommato si dipaneranno i vari incontri di questa 3 giorni, ricordo dal 10 al 12 di settembre prossimo su Impian Cansiglio. È stato detto prima dal presidente Bellati che la fiera di Longarone Fiere, ha acquisito il marchio Boster, anzi Boster Nord-Est, bisogna perché Boster è un marchio un po' più ampio, la Boster Nord-Est. Allora chiediamo cortesemente a Gianluigi Pirrera, che appunto segue questa area, se ci spiega un attimo cos'è Boster Nord-Est e soprattutto in questi giorni che cosa succederà. Prego. Attivo l'audio, perfetto. Boster Nord-Est, Boster è l'acronimo di Bosco e Territorio ed è una manifestazione gemella di un'altra iniziativa che è il Boster Nord-Ovest che si tiene in Piemonte. È una manifestazione che però ha già, diciamo così, si è già tenuta nel Nord-Est nelle precedenti edizioni in Carnia, in Friuli Venezia Giulia. È una manifestazione che ha un format particolare perché ambienta esposizioni e dimostrazioni di macchine e attrezzature per l'esbosco e la prima lavorazione del legname direttamente sui siti forestali, quindi ribaltando un po' un paradigma delle tradizionali, convenzionali manifestazioni che di solitamente si svolgono magari in città, nei centri direzionali, all'interno di padiglioni fieristici. Qui invece è la manifestazione, è la fiera che va nei territori dove questi prodotti e servizi di fatto vengono utilizzati, è appunto la montagna. Quindi Boster Nord-Est, con questo, assieme a Fiere e Festival delle Foreste, si configura come l'appuntamento per tutti gli operatori della salvicoltura, della gestione forestale sostenibile per il Nord-Est. Abbiamo una presenza importante di diverse aziende leader nel settore italiano per appunto sulla meccanizzazione forestale. Avremo oltre una trentina di piazzole, alcune di queste dimostrative, quindi con prove di macchinari. Quindi il pubblico potrà assistere lungo questo percorso di visita alle fasi insomma, di esbosco e prima lavorazione del legname. Saranno presenti anche delle imprese boschive dei principali consorzi forestali del Triveneto e quindi insomma è uno spaccato, diciamo così, della miglior tecnologia a disposizione per gli operatori e per gli addetti ai lavori, quindi macchinari e attrezzature, ma anche abbigliamento tecnico, dispositivi di sicurezza, software per la gestione anche e le misure la cubatura ad esempio del legname, quindi una rassegna molto importante che cresce di stagione in stagione e quest'anno insomma ecco sebbene le 1000 difficoltà della pandemia che abbiamo conosciuto, però direi che è una sfida vinta perché la rappresentanza è molto importante. Quindi l'invito per tutti è di venire e di visitare insomma parte Boster Nord-Est, che ripeto prende avvio dall'inizio del percorso di visita nei pressi degli uffici di Veneto Agricoltura e sale su questa stradina asfaltata fino a raggiungere l'hangar dove sarà insomma la sede di tutta la parte del festival e dei convegni. Spero di essere stato abbastanza sintetico. Certo, grazie a Gianluigi Pirrera. Allora avete capito, il Bosco del Cansiglio dal 10 al 12 di settembre, a parte il fatto che ci sarà anche una piccola appendice precedente, questo è stato accennato dal presidente Bellati con questa presentazione di questo importante progetto europeo che si chiama Life Via, ma comunque dal 10 al 12, quindi dal venerdì alla domenica
diciamo, il Bosco del Cansiglio sarà, tra virgolette, invaso da questa manifestazione, in particolare la strada, come ha detto bene Pirrera, che collega gli uffici di Veneto Agricoltura, quindi proprio in centro alla Piana, fino all'ex hangar, quindi sale. È chiaro che lì ci sarà la possibilità appunto di vedere tante cose, sia da un punto di vista tecnico che da un punto di vista poi anche culturale, professionale. È molto interessante anche il discorso, come è stato detto, sulla formazione, anche sulla formazione dell'attività forestale, a cui tutti teniamo molto, intendo dire sia i veneti che i friulani. C'è anche questo interessante progetto che si chiama For Italy. Detto questo, io adesso ho semplicemente cercato di fare un attimo di quadro, però la parola adesso ai colleghi giornalisti, comunque per le domande di rito che credo siano abbondanti. Spero. Io, Daniela, vedo una gazzettina, no, solo una curiosità che potrei anche cercarmi. Quanti chilometri ci sono fra la sede appunto di Veneto Agricoltura e l'hangar? Tanto per avere un'idea, no, di questa passeggiata che sarà appunto costellata da un inno al bosco. Sì, allora non so se vuole rispondere il direttore di Veneto Agricoltura, non so ancora se in linea perché era a Roma, era impegnato. Ecco, sì, ci sono. Ci sono. Era sì, sì. Così, è Guardi, è una sorta di passeggiata di quasi meno di 1 chilometro, quindi è proprio dalla sede, diciamo, sulla strada principale fino a quello che è rimasto, diciamo, dopo dell'hangar, che insomma è la nostra sala sì, riunioni. 1 chilometro. 1 chilometro. La ringrazio, intanto così poi vediamo se ci sono altri colleghi che forse faranno domande più puntuali. Se posso intervenire magari anche per non scoraggiare i più pigri, è un po' meno di 1 chilometro, saranno circa 700 metri. Sì, ma è una bella passeggiata, lo dico, è una bella passeggiata tranquilla. Ecco. È anche una stradina asfaltata, quindi può essere percorsa anche da persone con difficoltà motorie o famiglie con carrozzine, quindi assolutamente. Peraltro ci sarà anche un punto ristoro e anche un servizio di alcuni bagni chimici disseminati lungo il percorso, aree giochi per bambini, quindi diciamo così è un'area completamente attrezzata per passare un'intera giornata all'aperto, tra l'altro in un contesto scenografico e paesaggistico di eccellenza. C'è una domanda di Francesco Dalmas scritta del Corriere delle Alpi. Il direttore di Veneto Agricoltura ha detto che ha ricevuto dalla regione la missione di ripensare la filiera del legno, ma 3 anni dopo Vaia, quanta Vaia è stata bonificata, quanta è ancora a terra, che cosa succederà di questo materiale e il bostico che rischia di moltiplicare per 4 i danni? Sono un po' le domande giustamente che in questo momento poi anche la cronaca dei giornali riportano. Non so se il direttore vuol dare risposta. Sì, buongiorno. Allora, per quel che riguarda i dati Vaia, sono dunque, non essendo più io quello che si occupa direttamente del commissariamento, però volevo essere insomma positivo perché diciamo che siamo all'80-85% di materiale venduto, quindi diciamo il grosso del materiale è stato portato via. Certo, questo materiale è chiaro che è stato portato via a macchia di leopardo. In che senso? Nel senso che in zone come ad esempio l'altopiano di Asiago, dove aveva circa il 40% di tutti gli schianti, il materiale è stato sostanzialmente venduto e comprato e si sta solo trasportandolo per ovvi motivi quasi completamente, anche perché è facile da raggiungere. Ci sono alcune zone del Bellunese dove il materiale è veramente complicato da asportare. Il commissario ha posto alcuni soldi anche quest'anno, parecchi, decine di milioni di euro, per intervenire in queste zone dove diciamo non c'è un aspetto economico, perché chiaramente costa molto di più a portare via gli alberi che venderli, cioè non c'è un guadagno di questa operazione, solo un forte costo.
Per quello che riguarda il bostrico, beh, qui con noi c'è il professor Cavalli, che forse può essere ancora più preciso di me, però immaginiamo, ma lo immaginavamo dall'inizio, che una tempesta, perché più o meno è anche così, come quella di Vaia, ha portato uno schianto che ha portato a X ettari, e questi saranno, non vorrei essere pessimista, ma raddoppiati, se non, insomma, dopo magari Cavalli ce lo dirà, comunque rischia che vengano raddoppiati dall'attacco del bostrico. Lo si sapeva, si è cercato di fare il possibile, però in alcune zone era praticamente impossibile riuscire a intervenire. Quindi magari il dato ce lo può dare l'università, però ecco, sì, lo sapevamo, stavamo affrontando il tema, sapevamo anche quando sarebbe successo, ma sappiamo anche storicamente e statisticamente che laddove è successa un'attività del genere, vedi Francia, Germania e quant'altro, laddove c'erano queste difficoltà hanno avuto le stesse nostre problematiche. Chiaramente quello che secondo me si è evidenziato maggiormente, l'ho detto prima nel mio discorso, è una filiera che si è sempre poggiata sostanzialmente all'esportazione in paesi che della filiera legno fanno un vanto, adesso parlo dell'Austria ma anche altri, insomma un paese che si è sempre poggiato a questo, si è trovato in forte difficoltà ad effettuare un'attività come quella che è successa. E allora, insomma, quello che è il proposito della regione è proprio recuperiamo, non rifondiamo, ma organizziamo meglio la filiera, prendiamo le sue eccellenze, coordiniamole e vediamo di riuscire a completare questa filiera. Ecco, una delle attività forti che sta facendo l'ente in questo momento è la possibilità della nascita dei consorzi forestali. I consorzi forestali sono un momento importantissimo perché riuniscono più produttori e fanno sì che questi abbiano delle economie di scala maggiori. Gli altri paesi ci superano in questo, Veneto Agricoltura e il Veneto ha cominciato una forte azione sui consorzi forestali che stanno nascendo. Entro l'anno 2 grossi consorzi forestali nasceranno in Veneto, proprio per dare una risposta a queste difficoltà. Grazie, non so se il professor Cavalli vuole intervenire, visto che è stato chiamato in causa. Sì, grazie. Non mi paleso perché la rete della Biblioteca La Vigna, dove sono ospite questa mattina, non mi consente di farmi vedere, ma mi sentite, spero. Certo, bene. Allora, giustamente l'amico Nicola, il dottor Dell'Acqua, ha detto che il problema del bostrico è un problema che si conosceva fin dall'inizio. Dell'emergenza bostrico ne ho parlato il 1° dicembre del 1998 nel primo convegno tenuto subito dopo Vaia. Perché? Perché è l'esperienza che molti altri paesi in Europa hanno vissuto prima di noi e quindi è conseguenziale all'evento meteorologico, all'evento climatico, all'evento di Vaia. Il problema è che la sfortuna è sempre incinta, nel senso che abbiamo avuto degli inverni miti e delle estate calde, e questo ha consentito all'insetto, al di là della disponibilità di materiale a terra, di moltiplicare le sue generazioni, come ha recentemente anche detto il collega Battisti proprio sulla cronaca dei giornali. E questo ha portato a un'esplosione. I dati che ho visto è l'anno scorso c'erano 8.000 individui per gabbia, quest'anno ce ne sono per trappola, ce ne sono 20.000, quindi dà l'idea dell'esplosione numerica dell'insetto. Il problema grosso è che è una pandemia. Scusate se uso questo termine che magari può far inorridire qualcuno, ma è letteralmente una pandemia. Rispetto a Vaia, che è stato un fenomeno diffuso sì, ma concentrato per aree, il bostrico attacca per spot, per macchie, e queste macchie tendono ad allargarsi. E l'unico intervento possibile è il taglio. Non solo il taglio degli alberi attaccati, cioè quelli che stanno imbrunendo a vista d'occhio in questi mesi, ma anche di una corona attorno all'area infestata, e che porta quindi necessariamente a sommare questa
quantità raccolta a quella già raccolta di Vaia, e come diceva giustamente il dottor Dell'Acqua, probabilmente andremo ad raddoppiare la quantità originariamente nata da Vaia. Il problema grande è appunto l'intervento, perché non è facile intervenire su queste zone diffuse, e non è facile, si può fare, ma ha dei costi, e il problema è questi costi dove si vanno o con che cosa si possono sostenere. A me dispiace che l'emergenza Vaia sia stata strutturata su 3 anni, perché in realtà, secondo me, avremo di fronte altri 3 anni di problematiche da affrontare in termini di emergenza. Grazie. Grazie della risposta, che apre molti interrogativi tra le altre cose, ma per carità. Ma proprio restiamo sul tema, perché qui fioccano le domande, mi fa piacere. C'è Francesco Dalmas che chiede quali saranno i 2 consorzi che si apriranno nel Veneto, lo chiede a tutti, ma lo chiede in particolare al direttore di Veneto Agricoltura. I 2 consorzi, se mi sentite, sono quelli del Monte Baldo e della Val d'Adige, e nel Veronese e nelle Prealpi Predolomiti, diciamo, vicentine. Questi sono i 2 consorzi in cui in questo momento c'è allo studio lo statuto, quindi i vari segretari comunali piuttosto che le associazioni di agricoltori stanno studiando lo statuto, e lo andiamo a completare, soprattutto per quello del Veneto, entro il mese. Per quello, scusate, del Veronese entro il mese. E il loro compito principale è quello di unire le grandi latifondisti, diciamo, pubblici, che hanno grandi superfici di boschi, con i piccoli proprietari dei boschi, e unire insieme nel consorzio, anche all'interno del consorzio, che saranno enti privati, unire anche gli operatori forestali, piuttosto che le falegnamerie, piuttosto che gli utilizzatori di biomasse o centrali a biomasse. Anche uno dei punti del consorzio è realizzare, se necessario, alcune centrali a biomasse ulteriori, migliorare delle falegnamerie e fare una serie di attività anche collaterali al bosco, come già avviene ad esempio nelle comunali parmensi in Emilia, e ci sono anche altre attività che il consorzio forestale può portare avanti. Quindi unire, fare massa critica di produttori. Mi piace sempre fare un esempio come una cantina vinicola. Le cantine vinicole sono nate con 3-4 latifondisti privati che hanno unito 500-600 cantine sociali, 500-600 privati, piccoli, hanno cominciato a fare la cantina vinicola, hanno cominciato a portare a fare l'uva, a fare il vino, e poi alla fine chi ci ha guadagnato di più sono stati i piccoli, perché poi sono nate tante cantine più piccole di qualità. Ora noi vogliamo fare la stessa cosa con il bosco, unire proprietari pubblici e proprietari privati, unire la filiera, unire le falegnamerie, unire le biomasse e creare una filiera. Questo è quello che manca in questo momento al Veneto, quello che manca in molte parti d'Italia, non solo al Veneto. Bene, ci avviamo quasi alla conclusione. È chiaro, se ci sono altre domande, benvengano. Nel frattempo... Posso fare una domanda? Certo, Piero, prego. Sì, Piero Erle, giornale di Vicenza, buongiorno. Rispetto anche a quello che è stato detto da Veneto Agricoltura alla presentazione del rapporto sulle foreste, mi chiedevo se la questione del bostrico può comportare un calo di prezzo del legno, come è avvenuto subito dopo Vaia. Forse il professor Cavalli, non so se anche Dell'Acqua può rispondere. Forse anche Comino, giustamente, visto che si è palesato. Prego, Rinaldo. Ma io faccio solo questo piccolo riferimento. Ogni evento chiaramente che, come dire, sposta e cambia l'andamento ordinario ha dei riflessi, no? Quindi il bostrico, così come Vaia, hanno prodotto da un lato degli effetti, è indubitabile. Ovviamente poi il lavoro che sia i veneti che i friulani del Friuli Venezia Giulia stanno facendo insieme ad altri è quello di arrivare anche un domani in modo standardizzato, organizzato, come fa Trento da sempre, come fanno tante piazze nell'arco alpino,
ad avere anche l'evidenza chiara, tracciata di quello che è il reale andamento dei prezzi, perché qui molto spesso dobbiamo ragionare su informazioni o parziali, se non addirittura l'impresa che ti riferisce che i prezzi sono andati in su o in giù, no? Quindi c'è questo tema. Per converso, siamo in una situazione d'altra parte anche legata alla mancanza di materie prime, per cui quella che è stata la depressione dei prezzi, che in certi casi ancora parzialmente c'è, è ampiamente compensata dal fatto che c'è una grande richiesta di materie prime, per cui i prezzi sono sicuramente in alto. Io credo che il tema vero, personalmente, della politica forestale che noi stiamo cercando di fare è quella comunque di affrontare e risolvere i problemi strutturali. E i problemi strutturali per noi sono adeguata viabilità camionabile nelle foreste, quindi capacità di intervento poi in sicurezza e immediata, e d'altra parte, e tutte queste politiche per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia vengono fatte stretto stretto con il cluster del sistema legno arredo casa, che rappresenta l'insieme degli operatori delle foreste, diciamo del comparto, avviare come dire, meccanismi per i quali sia finanziari ma anche di controllo e gestione dati, perché alla fine della fiera molte volte non so, un prezzo basso, un prezzo eccessivamente alto non solo è dato da un fatto contingente, ma anche da certe speculazioni, che una volta riguardano gli uni e una volta riguardano gli altri. Il tema è lavorare per passi, ma per risolvere i problemi strutturali, non inventando nulla, guardando cosa fanno i nostri partner europei e ovviamente adattandole alle nostre realtà italiane, territoriali e regionali. Mimmo, se posso dire una cosa. Ai giornalisti presenti voglio solo ricordare, anche se io non sono un esperto di foreste come tanti altri che sono qui presenti, vorrei però dire che sarà presente anche nella giornata di sabato, di sabato quindi 11, sarà presente anche il presidente nazionale dei proprietari di foreste in Francia, e lì c'è un interessante, per la mia esperienza, di partnership pubblico-privato che forse può essere un'utile, diciamo, ecco, occasione di confronto. La seconda cosa che vorrei sottolineare ai giornalisti presenti è la prosecuzione col fine settimana dopo. È già stato accennato anche dal direttore dell'Acqua, però è la prosecuzione ideale nella cultura, nella storia, ma anche nel presente, di quello che è l'importanza del Cansiglio, del legno, delle foreste, perché avremo la presenza da una parte di arte in fiera, e quindi come si usa il legno anche per l'arte, però dall'altra parte anche la vita del legno tradotta per esempio dagli artigiani che fanno i remi per le barche veneziane. Avremo una gondola, avremo un mussin. Una di queste imbarcazioni da questi artigiani verrà anche restaurata, ci sarà una rappresentazione di libri, di tanti eventi molto interessanti, quindi è una prosecuzione ideale sul secondo fine settimana, quello del 18 e 19, dell'evento Boster, Fiera Foreste, Festival delle Foreste del fine settimana, che inizia appunto prima il 10, 11 e 12. Quindi ecco, raccomanderei e chiederei ai giornalisti di ricordare anche questa prosecuzione sul secondo fine settimana, perché è tutto nel tema, ma anche collegato con la storia e con la cultura. Mimmo, scusami, posso fare un'aggiunta a quanto detto Comino sulla risposta al giornalista Erle? Prego, scusami che non ho capito. Ho detto se posso fare un'aggiunta. Sì, ecco, certo. Una cosa che ci ha insegnato Vaia, che abbiamo imparato da Vaia, è che anche il mercato del legno ha ormai delle dimensioni internazionali, anche il mercato del legno di abete rosso. E i prezzi in molti casi sono governati non da fenomeni locali o a livello di nazioni vicine, ma a livello anche internazionali. Attualmente il prezzo dell'abete rosso, che ha superato i 100 euro a metro cubo, è condizionato dalla scarsità di materia prima che sta avvenendo, che si sta verificando negli Stati Uniti d'America, dove i grandi incendi sulla parte occidentale del paese stanno facendo venir meno le risorse locali. Ecco, tanto per dare una cosa. E su questo Vaia ci ha insegnato appunto, ci ha insegnato sulle dinamiche commerciali che stanno ormai diventando a livello internazionale. Grazie. Ecco, due domande veloci. Allora, ce n'è una di Francesco Dalmas
però lascerei la parola a Raffaele Cavalli, perché qui c'è... allora, innanzitutto salutiamo il direttore di Veneto Cultura che ci ha lasciato, ma ripeto, è a Roma, quindi chiaramente ha ritagliato il tempo per poter essere con noi. Allora, la domanda per il professor Cavalli è: ma il bosco in questi 3 anni si è riappropriato un po' del territorio oppure no? E poi vediamo, e poi facciamo quella di Francesco Dalmas. Beh, ci sono già i segni del fatto che il bosco sta riappropriandosi secondo le sue metodologie, i suoi metodi delle aree libere, partendo ovviamente dalle prime piante erbacee, gli arbusti, eccetera. Evidentemente questa è un'azione che bisogna decidere se lasciarla a una libera evoluzione oppure in qualche modo intervenire per guidare questa evoluzione secondo anche delle necessità da parte delle persone che vivono in queste aree. Il problema grosso, ed anche questo era stato evidenziato subito dopo Vaia, era quello: approfittiamo di questo per fare calare una strategia di governo del territorio. Dovremmo ripiantare il bosco dove c'era bosco, possiamo anche in certe zone ampliare le superfici a pascolo. Ecco, sono tutte domande che ci stanno ponendo e che trovano risposta via via che si prosegue con gli interventi. Se mi permetto di fare una cosa che non mi compete, il progetto Live Vaia cercherà di dare risposta anche a queste ad alcune di queste domande. Non so se il fatto di averci lasciato, lascia questa domanda senza risposta. Allora Francesco Dalmas chiede: arriva a 30 milioni il numero delle piante da abbattere tra Vaia e Bostrico. Come si pensa di sostanzialmente di non riesco comunque come di fare questa azione? Si è già iniziato, non so se qualcuno può rispondere cortesemente. Ma qualcosa posso dire anch'io, continuare. Prego. Se mi consenti Mimmo. Sì, ci sono già in atto azioni di reimpianto del bosco, anche nella zona del Bellunese, soprattutto utilizzando anche dei contributi da parte di privati. E naturalmente questo reimpianto segue delle linee guida che portano a ristrutturare il bosco in modo da renderlo più resiliente, come si usa dire attualmente con questo termine, ad eventi che potrebbero arrivare e che arriveranno probabilmente nel futuro. Quindi l'azione di reimpianto, di reimboschimento è già in atto. Grazie. Allora, volevo, perché è ferma lì da un po' di tempo, ma l'avevo messa per ultima perché è un po' diversa, però è molto interessante. Il festival, mi ricordano, si apre e chiude con la musica del distretto culturale del Friuli Venezia Giulia, e allora volevamo chiedere alla Presidente Frasson se ci dice 2 cose su questo. Grazie. Sarò, dopo aver sentito... Velocissima, mi raccomando. No, aver sentito tante celebrità, io entro proprio così, a piccoli passi. E in quegli stessi giorni noi a Sacile abbiamo Legno Vivo, che è questa grossa iniziativa dove portiamo i liutai praticamente di tutta la nazione. Noi entriamo solo nella vostra iniziativa, che è così particolare, no? e così precisa. Facciamo un concerto inaugurale con Lucio Degani, che è il primo violino dei solisti veneti. L'abbiamo scelto appositamente, anche se lui è friulano, però in qualche modo portiamo anche questo nome dei solisti veneti tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Il maestro Degani sa spiegarvi il suo curriculum, però sarà un vero evento perché lui è un solista eccezionale, conosciuto in tutto il mondo, ha calcato i palcoscenici veramente di tutto il mondo. Però lo vedrete voi, però sarò brevissima. L'altro appuntamento, e questa sarà l'inaugurazione alle ore 11. L'appuntamento, non dico più importante, più particolare, più tagliato per la vostra rassegna, sarà questa, la chiusura, questa fisarmonica di Leonardo, che è stata costruita da questo maestro Bonoconto, che è un friulano, che appunto chiamiamolo questo organo portativo. Questo è un duo. Ci saranno delle lezioni, logicamente, ci saranno, chiamiamole delle lezioni concerto. Questo
questo buono conto, dopo anni di ricerche basati su schizzi di Leonardo, è riuscito a costruire questo organo protettivo. Pertanto saranno due gli eventi, l'apertura e la chiusura. Io qui non sono come presidente del distretto culturale, che ha importanza molto relativa. Se noi siamo qui presenti è perché su volontà della Regione Friuli Venezia Giulia e nello specifico della dottoressa Maria Cristina D'Orlando e dell'assessore Tiziana Gibelli, che ovviamente finanzia la nostra presenza nella vostra rassegna. Pertanto io qui non sono personalmente, ma in qualche modo mi onoro di rappresentare culturalmente la Regione Friuli Venezia Giulia. Grazie, grazie mille allora anche alla Presidente Frasson. Mi pare che abbiamo un po' terminato tutta quanta la, come posso dire, questo volo d'uccello su questa manifestazione 10-12 settembre 2021 in Pian Cansiglio. Ricordo anche, ripeto, il fine settimana successivo, quello del 18-19, dove appunto che avrà un taglio molto più culturale ma altrettanto interessante. Volevo anche ricordare ai colleghi che tutte le strutture che saranno poste per la Fiera e Festival delle Foreste rimarranno, certo no Boster, ma le altre strutture rimarranno in piedi per il fine settimana successivo, che ripeto ha un taglio più culturale. Quest'anno si festeggia appunto Venezia 1600 e, come bene ha detto il Presidente Bellati e il direttore dell'Acqua, appunto si ricorda che il Cansiglio era una realtà importante per la Serenissima Repubblica e ci saranno delle cose significative. Ve ne dico una sola, guardate, tanto una per tutte, la conversazione del professor Antonio Lazzarini: boschi, legnami, costruzioni navali, l'arsenale di Venezia tra il XVI e il XVII secolo, che un po' apre diciamo l'evento. Non so se il Presidente Bellati vuole dire una cosa a conclusione, poi direi che sono le 11:03, possiamo chiudere. Audio Gianangelo, per favore. Presidente, l'audio? Ecco, non riuscivo a rientrare. No, io ecco, l'ultimo intervento serviva proprio per mettere in evidenza il fatto che ci sono tanti problemi derivati da Vaia nella nostra regione e nelle regioni vicine. Però se voi avete l'avventura di andare per le zone vicine alle nostre dell'Austria, si vede che ci sono molti problemi che non sono risolti nemmeno lì. Ecco quindi che vorrei che fosse sempre più chiaro che questa fiera, questo Festival delle Foreste è un evento di carattere internazionale, che noi vogliamo che sia l'occasione per poter scambiare sempre di più le cosiddette migliori pratiche fra più paesi. Ed è anche questa la ragione per cui noi stiamo presentando insieme con tanti soggetti, in primis con Veneto Agricoltura, anche come fiera, progetti europei. Siamo molto felici di poter presentare proprio al pubblico i primi progetti europei. Non sono i primi, ma sono i più importanti che abbiamo vinto in questi ultimi 2 anni, nonostante Covid, perché i progetti europei per forza ti portano ad un dialogo con altre realtà di altri paesi e quindi c'è questo vantaggio di poter fare un confronto e scambiare queste appunto buone pratiche. L'altro aspetto, appunto, lo sottolineo ancora una volta con i giornalisti presenti, è che questa serie di eventi ha bisogno di essere molto promossa, perché è una nuova fiera, non è una MIG, non è una Redamont, e quindi il ruolo che possono avere i mass media, il vostro lavoro, può essere molto importante per raggiungere un obiettivo comune, che comunque è quello, ecco, di far diventare il bellunese, di conseguenza il nord-est, un punto di riferimento per quanto riguarda le politiche europee delle foreste, le politiche europee per quanto riguarda l'ambiente e il Green Deal, di cui le foreste sono una parte fondamentale. E voi capite anche, vivendo in questo territorio, quanto importante è essere attivi su questo fronte, perché possiamo portare risorse molto importanti dal fronte europeo sul nostro territorio, che danno non solo posti di lavoro e nuova energia, ma possono portare contenuti e soluzioni utili per tutti. Quindi ecco, con questo anche auspicio io vi lascio e vi ringrazio molto della vostra presenza.